Emergenza casa, situazione grave nella Marca, in particolare a Treviso, lo conferma il direttore della Caritas. I proprietari, dice, degli alloggi preferiscono tenerli chiusi invece che affittarli, lasciate per strada anche mamme con bambini. La morte dell'operaio moldavo alla Cava Mosole di Spresiano, l'imprenditore che proprio oggi compie 89 anni e si è detto disposto a pagare le spese del rimpatrio della salma e dei funerali. La CISL attacca, macchinari vecchi inadeguati. Cordoglio a Castelfranco per la morte di Marisa Rossi, la mamma di Iole Tassitani, che fu uccisa e fatta a pezzi da Michele Fusaro nel 2007. La donna aveva 79 anni. Il garante della privacy apre un'istruttoria sull'algoritmo pensato dalla Regione per gestire la priorità delle liste d'attesa, un'iniziativa da sempre contestata dai medici di base. Diramato lo stato di attenzione per neve e forte vento tra domani e venerdì in Veneto, fiocchi in collina ma a rischio anche in alcune aree delle pianure. Ieri sera affollata assemblea a Mogliano per presentare il progetto di riqualificazione del centro storico con i fondi del PNRR, punto chiave la pedonalizzazione della piazza principale della città. Da stasera alle 21:15 una nuova stagione di La Nostra Storia, il programma che ripropone le immagini delle teche di Antenna 3 facendole commentare i personaggi di ieri e di oggi. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Treviso. Lo avete visto e sentito dai titoli. Non sarà un anno buono, anzi sarà un anno inquietante e difficile sul fronte degli sfratti e dell'emergenza casa nella Marca e in particolare a Treviso. La conferma viene addirittura dalla Caritas. Quello che ci preoccupa è la fatica di reperire affitti nel territorio, per cui anche con la garanzia della nostra stessa Caritas si fa fatica, ecco, a trovare questo, e sia questo una volta era maggiormente per le persone provenienti da altri paesi, oggi è anche per gli italiani. L'emergenza casa si fa sentire in tutta la sua gravità a Treviso in questo inizio di 2023, gli sfratti da una parte e la mancanza di alloggi in affitto dall'altra, anche per chi potrebbe pagare. Nel variegato panorama delle povertà vecchie e nuove, la questione casa sta diventando un vero e proprio allarme. Lo conferma la Caritas, che sottolinea come non ci sia neppure più la tutela di nuclei o genitori soli con bambini. Dove una volta teneva maggiormente la tutela anche di famiglie con i minori, oggi questa fa anche più fatica perché poi subentrano svariate motivazioni su questo, però effettivamente l'aumento c'è. Troppe tasse, rischi, incombenze, ma anche la diffidenza tra le persone cresciuta durante la pandemia, dice Don Davide, con il risultato che i proprietari preferiscono tenere gli appartamenti chiusi. Rivolgo anche un appello perché si possa, ecco, intervenire sia a livello politico e anche istituzionale per favorire e per aiutare anche le persone che possono mettere a disposizione appartamenti per la locazione, perché è una fatica che sta crescendo sempre più. Sociale pubblico e privato da una parte, comuni dall'altra. Tocca a queste realtà la prima risposta alle richieste di aiuto di chi si trova senza un tetto, e anche da Cassugana arriva un appello rivolto a Regione e Governo. La situazione è grave, non l'abbiamo mai nascosto, il Comune è in prima linea insieme a tante associazioni di volontariato, non può essere lasciato solo però. Stiamo lavorando nuovamente sulle emergenze abitative per poter dare sfogo alle quasi 200 domande che avevamo alla chiusura dell'anno 2022 che restano lì giacenti e alle nuove che arrivano, quindi siamo in continua emergenza, però è importante che vengano attivati dei nuovi strumenti a livello nazionale e regionale. È una situazione grave che noi stiamo puntellando, monitorando e su cui stiamo chiedendo aiuto. E poi c'è la piaga dei morti sul lavoro, la tragedia alla Cava Mosole di Spresiano e la morte del 31enne moldavo. L'imprenditore Remo Mosole, che proprio oggi compie 89 anni, si è detto disposto a pagare le spese del rimpatrio della salma in Moldavia e poi del funerale. I sindacati però vanno all'attacco. Pagherò personalmente i costi per il rientro in patria della salma del mio operaio e per i funerali di Andrei. Raggiunto al telefono nel giorno del suo compleanno, forse più triste, l'imprenditore Remo Mosole ci ha riferito che Micaela, la giovanissima vedova del 31enne morto lunedì pomeriggio in cava sepolto da un cumulo di ghiaia, vuole riportare il marito in Moldavia, e Mosole si è subito detto pronto a far fronte alle spese perché Andrei Perepuini, ha ripetuto più volte in queste ore, era, come tutti i suoi dipendenti, come uno di famiglia, come un figlio, ma i sindacati lo richiamano alle sue responsabilità. Io ho un figlio, lo tratto in un altro modo, così è, perché
io capisco anche l'emozione, il momento in cui tutti siamo stati trasportati dalla vicenda, però i miei figli non gli do un macchinario, un'auto vecchia da guidare, gli faccio la manutenzione, gli faccio la revisione, questo è quello che noi abbiamo bisogno. Quindi regole certe che vincolino tutti quanti. Il segretario della CISL di Treviso e Belluno ribadisce la necessità di inasprire le pene per le morti sul lavoro. Se da una parte ci sono gli omicidi, c'è il reato di omicidio stradale, ci domandiamo perché non possa essere istituito un reato di omicidio sul lavoro. Questo non perché, lo dicevo anche in altre sedi, vogliamo essere giustizialisti, ma ci deve essere un segnale chiaro da parte della comunità e del paese in una direzione che è quella di penalizzare chi non rispetta le norme sul lavoro. Mosole, che al pari del responsabile sicurezza dell'azienda potrebbe venire in queste ore iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo dalla Procura di Treviso, che all'indomani dell'infortunio mortale ha aperto un fascicolo. Entro la fine della settimana dovrebbe essere conferito l'incarico per l'esecuzione dell'autopsia sul corpo dell'operaio, padre di una bambina di neanche 5 anni, sulla cui morte stanno indagando carabinieri, Spisal e polizia mineraria, mentre l'area in cui si è consumato il dramma rimane sotto sequestro. Ancora il lavoro da Verona alla Marca. La situazione dei rider in Veneto torna d'attualità dopo il botta e risposta di queste ore tra un ex consigliere regionale e un lavoratore. La CGIL intanto avverte è un esercito di precari da tutelare. Sono migliaia in Veneto, i nostri dati li stimano in più di 3.000 e diverse centinaia in provincia di Treviso, dove operano tutte le più grandi piattaforme presenti sul mercato. Una realtà alla quale diventa sempre più necessario far fronte in termini di tutela. 3.000 in Veneto, 400 nella Marca, l'esercito silenzioso dei rider, o meglio, non sempre silenzioso. Non mi sento sfruttato perché non conta la quantità di denaro nel mio modo di essere, quanto piuttosto la qualità del tempo in cui vivo, tuona su Facebook Filippo Bazzerla, il rider protagonista a suo malgrado del post che in questi giorni ha fatto discutere. Lo sdegno dell'ex consigliere regionale veronese della Lega e poi di Fratelli d'Italia Andrea Bassi sui 50 chilometri percorsi al freddo dal lavoratore per consegnare un hamburger. Sdegno che Bazzerla rispedisce al mittente. In soldoni scrive: se vado in ufficio devo stare in silenzio 8 ore per fare 2 ore di pausa pranzo, insomma queste cose alienanti e per me almeno tristi io le rifiuto. Se ho accettato quella consegna è perché amo il mio lavoro. Bassi controreplica: tanto di cappello a chi invece di starsene comodo a casa aspettando un qualche sussidio ha scelto di farsi un mazzo simile. Altrettanto liberamente però io, che lo ritengo un sistema che allo stato attuale presenta delle grosse zone d'ombra, posso decidere di non utilizzare più il servizio per questioni etiche. Già, le zone d'ombra, denunciate anche dalla CGIL. Il botta e risposta veronese, spiega il sindacato, non cancella una situazione di criticità all'ordine del giorno. Da anni chiediamo che ai lavoratori venga riconosciuta l'applicazione di un contratto collettivo nazionale e che soprattutto vengano riconosciuti come lavoratori subordinati per sottrarli al pagamento a cottimo delle piattaforme. Questa ci sembra una norma di civiltà che darebbe pieno diritto a tutte e a tutti i riconoscimenti e i diritti in tema di pensioni, di infortunio, di malattia. Nella Marca è ancora vivo il ricordo del 48enne Roman Zapata, travolto e ucciso da un'auto sul terraglio a Preganziol lo scorso settembre, perché i rider non sono soltanto giovani in cerca di prima occupazione. Penso per esempio a un lavoratore che si è recato recentemente presso le nostre sedi e che è stato licenziato da un'azienda del settore dell'industria in provincia di Treviso e che ha cominciato a intraprendere questa professione e questo lavoro proprio da poche settimane a cavallo della sua bicicletta. Condizioni, ripete il sindacato, che vanno ridiscusse e rielaborate a livello nazionale per garantire la possibilità di lavorare in tutela. Forse dovremmo pensare e ritenere che questo tipo di servizio ha un costo che è paragonabile quasi a quello dei servizi di lusso e forse dovremmo pensare che dietro chi effettua queste consegne ci sono lavoratori, persone in carne ed ossa che molto spesso si trovano in condizioni contrattuali e reddituali difficilissime. A Castelfranco adesso, e cambiamo argomento, c'è profondo cordoglio in queste ore in città per la scomparsa di Marisa Rossi Tassitani, la mamma di Iole, la giovane barbaramente uccisa nel 2007. I funerali verranno celebrati venerdì alle 11 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria della Pieve in città.
Si è spenta oggi a Castelfranco Marisa Rossi, 79 anni, moglie del notaio Luigi Tassitani e mamma di Iole, la giovane barbaramente uccisa nel 2007. Originaria di Roma, si era trasferita a Castelfranco per il lavoro del marito e nello studio notarile aveva lavorato per tanti anni. Una donna riservata che ha affrontato con grande compostezza il dolore immenso della perdita della figlia Iole, 40 anni, rapita, uccisa e fatta a pezzi dal falegname bassanese Michele Fusaro, che ora sta scontando la condanna a 30 anni di carcere. Queste le sue parole in un'intervista rilasciata da Antenna 3 nel 2011. Io vegeto, tiro avanti, non è più la stessa vita di prima. I coniugi Tassitani si sono battuti per anni affinché non fosse ammissibile il ricorso al rito abbreviato, che prevede lo sconto di 1/3 della pena per i reati punibili con l'ergastolo. Organizzarono anche una raccolta firme che raccolse una valanga di sottoscrizioni. Non è bastato. La Cassazione nel 2011, annullando la sentenza di appello, condannò Fusaro a 30 anni. Lo sconcerto nelle parole della signora Tassitani all'indomani di quella sentenza. Io ho sempre sostenuto che non si deve scherzare con la vita umana. Quindi chiunque abbia in mente un disegno criminoso deve sapere che l'aspetta una pena giusta e dura. Questo sì. Nostra figlia ormai non ce la ridà più nessuno. Però con la vita umana non si scherza. La scomparsa di Marisa Rossi ha suscitato profonda commozione a Castelfranco, dove la famiglia è molto conosciuta e stimata. Provo sincero cordoglio per la scomparsa della signora Tassitani, che ricordo anche per la sua dedizione al lavoro nello studio del marito, scrive il sindaco Stefano Marconna, e penso di interpretare il pensiero di tutta la città, stando vicini ai suoi cari che ancora oggi portano il dolore della tragedia che ha colpito la sua famiglia. Adesso parliamo di disagi in questo momento, perché dalle 18 è stato chiuso il tratto autostradale della A4 tra Portoguaro e San Donà di Piave in direzione Venezia per la perdita di acido cloridrico dalla cisterna di un mezzo pesante. Lo sversamento non è stato causato da un incidente ed è avvenuto nel tratto tra Cessalto e San Donà. Una volta giunta la segnalazione alla sala radio di Autovie Venete del guasto al mezzo, sul posto sono recati il personale della concessionaria assistito dal nucleo NBCR, nucleare, biologico, chimico e radiologico, dei vigili del fuoco. Constatata la situazione, si è provveduto alla chiusura del tratto, ma anche degli svincoli in entrata di San Stino, Cessalto e Portoguaro in direzione Venezia, reindirizzando il traffico lungo il bypass A28, A27. Si sta quindi provvedendo al travaso in sicurezza della sostanza e alla bonifica della sede stradale interessata dal problema. Questo ovviamente sta creando notevoli disagi in A4 e intanto a Quarto d'Altino questa notte si è sfiorata una tragedia. Vista la dinamica dell'incidente e le condizioni dell'auto, poteva andare peggio. Il bilancio di quello che è accaduto nella notte lungo la statale 14 Triestina invece è di 2 feriti gravi, ovvero conducente e passeggero di una BMW X1 che stava viaggiando in direzione dell'aeroporto all'altezza della nuova rotatoria che porta a H-Farm, il campus dell'innovazione digitale di Catron. E l'auto, una BMW X1, ha letteralmente preso il volo, passando sopra il guardrail, travolgendolo come vedete, e poi finendo la sua corsa nel canale che c'è qui di fianco. Quindi è proprio l'auto è finita in acqua e lì sono stati salvate le 2 persone che erano a bordo. E così i vigili del fuoco, arrivati da San Donà a Porte Grandi, località di San Stino di Livenza, hanno messo in sicurezza l'auto, mentre l'autista e il passeggero sono stati presi in cura dal personale del SUEM, stabilizzati e trasferiti in ospedale. Non sembrano in pericolo di vita. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro, le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 1 ora e mezza. Nel 2021, a 1 chilometro di distanza, in un tremendo scontro frontale, avevano perso la vita 4 persone, 3 donne e un uomo e un'intera famiglia. Padre, madre e figlia 21enne erano morti sul colpo. Lungo la Triestina e lungo l'argine che collega Porte Grandi con Caposile, che si trova a poca distanza da qui, si continuano dunque a registrare incidenti gravissimi. In questo pezzo di Veneto, insomma, si continua a rischiare la vita. Adesso le razzie in casa, fa scalpore in queste ore la razzia nell'appartamento dell'imprenditore Damaso Zanardo. I malviventi puntavano a trovare la cassaforte del proprietario dell'area ex Pagnossima, sono tornati a casa con 300 euro in contanti e una pistola regolarmente denunciata e nascosta dentro un armadio. Originario di Mestre, l'imprenditore che
che opera, come sappiamo, nell'ambito della logistica e dell'immobiliare, tornato nel suo appartamento in via Foscolo, vicino allo Stadio Tenni a Treviso, ha trovato tutto sotto sopra. Al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza per dare una identità ai ladri. I carabinieri della compagnia di Montebelluna intanto hanno ritrovato in un capannone industriale, in un'area non distante da dove erano stati rubati, i cassoni e il carrello elevatore rubati il 12 novembre scorso da una ditta di Paese. I ladri, lo ricorderete, avevano rubato i cassoni e poi abbandonato gran parte dei rifiuti in essa contenuti in un sito industriale dismesso dello stesso comune, per poi poter evidentemente riutilizzare i cassoni stessi del valore di circa 40.000 euro. Sono stati invece ritrovati dai carabinieri. Gli stessi carabinieri che a Montebelluna hanno acciuffato in poco tempo un ladro che aveva compiuto una razzia in un garage. Questo grazie anche alla collaborazione del vittima del furto e alle sue telecamere. La denuncia immediata, le immagini della telecamera, l'intuito di 2 carabinieri della compagnia di Montebelluna nel riconoscere il ladro. Tutto questo ha permesso in poche ore di rintracciare il 31enne nordafricano che 2 notti fa era entrato nel garage di un'abitazione di Montebelluna dopo aver forzato il basculante, rubando una costosa mountain bike dotata di navigatore satellitare e una borsa con all'interno un PC portatile e un telefono cellulare, valore totale oltre 5.000 euro. La vittima del furto, un 36enne, ha fornito subito ai militari le immagini della telecamera di sorveglianza interna. Il malvivente in azione è stato riconosciuto come un soggetto noto ai militari. Per questo, conoscendone spostamenti e abitudini, sono riusciti a rintracciarlo la mattina dopo il furto nell'abitazione in cui vive con una 21enne originaria del Bellunese. La bici era lì, come il resto della refurtiva. Tutto riconsegnato al proprietario prima che diventasse oggetto di ricettazione. La coppia invece è stata denunciata. E proprio sui furti, sul tema dei furti, gli effetti peggiori, chiamiamoli così, li abbiamo raccontati tante volte in queste settimane della riforma Cartabia e le polemiche che ne sono conseguite. Bene, ieri sera a Ring, la trasmissione del vice direttore Ferdinando Avarino, tra gli ospiti c'era il sottosegretario alla giustizia Ostellari che ha annunciato correzioni a breve. Sentiamo le sue parole. Il provvedimento che mira, a sistemare quella che è un'evidente problematicità di questa riforma arriverà quanto prima. È questione di giorni, quindi il termine dei 2 mesi, che ci eravamo dati per un primo intervento sarà ovviamente molto più breve. Questo perché? Perché abbiamo visto e capito dove, dobbiamo intervenire. E attenzione, facciamo anche chiarezza, l'intervento di sistemazione avviene in relazione al cosiddetto decreto delegato, quello che era stato fatto dal precedente governo Draghi. Stiamo parlando di fine agosto dell'anno scorso, sì. E che aveva recepito le indicazioni della cosiddetta legge delega in termini di riforma del penale che abbiamo fatto in Parlamento. Quel decreto è entrato in vigore da pochi giorni, ha recepito nell'indirizzo generale di quelli che dovevano essere gli obiettivi del PNRR una serie di iniziative e in particolare abbiamo visto che quella iniziativa legislativa volta a intervenire sul tema della procedibilità d'ufficio piuttosto che a querela è un tema che va rimesso in ordine. E intanto stamane nella sede della provincia di Treviso si è parlato di giustizia riparativa, un vero e proprio manifesto presentato stamane che punta a risolvere per quanto possibile i conflitti tra chi crea e chi subisce un danno oppure un'ingiustizia. È il prefetto di Treviso il primo firmatario del manifesto trevigiano per la giustizia riparativa. Per certi versi una vera e propria rivoluzione nel campo della legalità. La giustizia riparativa fa sì che si possa porre una composizione degli interessi contrapposti e fare del bene non soltanto alle persone coinvolte in quel caso, ma all'intera comunità. Un concetto forse ancora difficile da comprendere, ma che ha indubbi benefici.
bisogna avere una mentalità aperta, progressista, un modo nuovo di intendere i rapporti e le relazioni, anche più umano. Un percorso che accanto alla definizione e allo sconto della pena cerca di avvicinare tutti i protagonisti nella consapevolezza che è essenziale cercare di stemperare il più possibile le tensioni create e che permangono nel tempo. Per qualcuno forse è un'utopia, ma non per il settore sanitario dove la giustizia riparativa è ormai una prassi consolidata. Faccio un esempio, il medico di pronto soccorso che viene aggredito verbalmente o l'infermiere da una persona, metterli insieme e farli ragionare. Uno, perché deve capire anche che l'utente magari è stanco di aspettare 5 ore. Dall'altra parte l'utente deve capire che il medico sta lavorando e che avendo noi la difficoltà di avere medici specialisti siamo costretti ovviamente a dare delle risposte più lente. Quindi credo che parlarsi ed evitare il conflitto possa aiutare veramente a ricreare quella solidarietà che causa il Covid mancata. Ed è soprattutto per i giovani che la giustizia riparativa è un passo in avanti verso il recupero delle persone che sbagliano. Il carcere non è la soluzione, anzi nella maggior parte dei casi il carcere diventa l'università del crimine e quindi ecco che questo modo alternativo di riparare l'illecito penale possa essere positivo nella nostra società, che è una società a civiltà giuridica avanzata. La sanità, ne abbiamo parlato anche nel servizio, ma un altro settore importante, un fronte importante della sanità. Il garante della privacy ha aperto infatti un'istruttoria sull'algoritmo pensato dalla Regione Veneto per gestire la priorità delle liste d'attesa sanitarie. Un'iniziativa, come ricorderete, fin dall'inizio contestata dai medici di medicina generale. Il garante per la protezione dei dati personali chiede lumi alla Regione per capire come viene gestita la priorità delle liste d'attesa. Una richiesta di informazioni per verificare la conformità alla normativa privacy della delibera regionale, in base alla quale un sistema basato sull'intelligenza artificiale suggerirebbe la classe di priorità della prestazione richiesta per il paziente, andando in pratica a scavalcare il medico di base. Qualche tempo fa l'Ordine dei Medici e la FIM regionale avevano duramente contestato questa decisione della Regione. Oggi, con questo intervento del garante della privacy, c'è un primo segnale di risposta alle loro proteste. Questo dimostra che comunque non era una segnalazione sbagliata la nostra, anche se bisogna sottolineare che l'algoritmo non decide, l'algoritmo consiglia caldamente, ma questo significa anche limitare la libertà e la capacità prescrittiva e decisionale del medico. Quindi ben venga questa azione che è nell'interesse dei cittadini, perché a nostro avviso non è con questi sistemi che si risolve il problema delle liste d'attesa. Entro 20 giorni la Regione Veneto dovrà comunicare all'autorità ogni elemento utile alla valutazione del caso, precisando in particolare se l'attribuzione della classe di priorità delle prestazioni sanitarie, urgente, breve, differita, programmata, sia realmente effettuata in forma automatizzata attraverso algoritmi. Per i medici di medicina generale, però, la riduzione dei tempi d'attesa passa da altro. Le liste d'attesa si risolvono a valle della prescrizione, aumentando l'offerta e, come prevede la legge, utilizzando anche in regime di intramenia l'attività libero professionale. La scuola, i dati definitivi ancora non si conoscono perché bisognerà aspettare il termine per le iscrizioni, ma in attesa della chiusura dei termini è certo che la denatalità sta incidendo profondamente nella formazione delle classi scolastiche per il prossimo anno. Decine quelle che rischiano di scomparire ed è caccia agli ultimi alunni. La data cerchiata in rosso è quella del 30 gennaio, quando scadrà il termine per iscrivere i propri figli a scuola per l'anno scolastico 2023-2024 ed è concorrenza spietata tra gli istituti per accaparrarsi allievi ed evitare chiusure ed accorpamenti. La ragione è il calo demografico che ha fatto perdere agli istituti scolastici pubblici della Marca 2.000 alunni nell'ultimo anno, altri 2.000 l'anno precedente e le prospettive sono ancora più pessimistiche. L'Istat calcola un calo di 30.000
30.000 bambini nei prossimi 20 anni nella provincia di Treviso. È una tematica che purtroppo ormai è sempre più pressante e chiede anche delle soluzioni diverse, rispetto a quelle che sono state attuate finora. Gli effetti sono evidenti nelle scuole, soprattutto sulle primarie, dove il limite minimo di 15 scolari mette a rischio la formazione di diverse classi prime. Una scuola che chiude è sempre una sconfitta per noi, a parte che naturalmente significa calo di nascita e quindi un paese che invecchia, significano meno risorse giovani, intellettuali, per cui è sicuramente un problema che ci poniamo noi. Una situazione della quale la politica deve tenere conto. È una conseguenza di purtroppo famiglie che fanno meno figli, forse per le difficoltà anche di conciliare vita lavorativa e vita familiare, quindi un po' un tema che ci fa interrogare tutti e ci preoccupa, ma forse anche è un motivo per trovare soluzioni a questa problematica. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso oggi un avviso in cui si dichiara lo stato di attenzione tra domani e le prime ore di venerdì per nevicate fino a quote collinari, con probabili accumuli di qualche centimetro anche nei fondovalle prealpini e sui colli. In pianura le precipitazioni potranno assumere carattere di neve mista a pioggia o a tratti anche neve, con possibili accumuli fino a qualche centimetro in alcune zone in corrispondenza dei fenomeni più intensi. Inoltre è previsto tra la mattinata di domani e quella di venerdì un prossimo rinforzo dei venti di Bora che si rivelerà più significativo sulla costa centro-meridionale e sulla pianura limitrofa. Quindi nelle prossime ore in pianura neve mista a pioggia, ma potrebbero esserci anche accumuli di neve in alcune zone anche della Marca. Staremo a vedere. Intanto ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi andremo a Mogliano per parlare di pedonalizzazione. Rieccoci in diretta e allora andiamo a Mogliano. Ieri sera una affollata sala del centro sociale per la presentazione del progetto di riqualificazione del centro storico con i fondi del PNRR e il punto chiave è la pedonalizzazione della piazza principale della città, una svolta davvero epocale per Mogliano. Nel mio paese la piazza è una strada, così diceva Berto nel Cielo è rosso, era il 1946. Piazza dei Caduti sarà pedonalizzata. Questo è l'obiettivo principale di quanto presentato a Mogliano in un incontro con i cittadini e commercianti, dove è stato mostrato il piano di rigenerazione urbana che permetterà l'esecuzione di alcune opere pubbliche per la città, grazie all'assegnazione di più di 4,5 milioni di euro di fondi previsti dal PNRR. Abbiamo ottenuto questi fondi PNRR importanti, parliamo di 4.600.000 euro che ci permettono di riqualificare via Don Bosco, di riqualificare Piazza dei Caduti e di chiuderla al traffico e di fare la pista ciclabile che parte da Mogliano e arriva a Mestre lungo il Terraglio, che tornerà ad essere il boulevard di un tempo, perché andremo a ripiantumare ben 100 platani che nel tempo sono stati tagliati a causa del cancro colorato. L'idea è quella di pedonalizzare una parte relativa all'area davanti al municipio e di omogeneizzare tutta la rimanente, dalla chiesa fino al terraglio, eliminando le barriere architettoniche, aumentando i parcheggi e trasformando la piazza in una sorta di salotto. La circolazione sarà comunque garantita dagli elaborati curati dall'ingegnere Antonio Martini per la progettazione e lo studio dei materiali e dall'architetto Tony Follina per la parte estetica di quanto si prevede di realizzare e che dovrà essere appaltato entro luglio 2023. Vogliamo chiudere la piazza perché altrimenti non è una piazza. Vogliamo chiudere la piazza perché ci deve essere un punto in cui le famiglie possono ritrovarsi in serenità senza dover avere l'angoscia delle macchine. Un punto dove i bambini giocano, i genitori fanno gli acquisti e dove la gente si ritrova per chiacchierare di quanto bella è la sua città. Un tema, quello della pedonalizzazione, come sappiamo, caldo su più fronti in diverse realtà. Se ne è parlato e se ne parlerà anche ovviamente in questa campagna elettorale per Treviso. Restiamo però a Mogliano. Allora abbiamo sentito l'amministrazione, sentiamo anche qualche reazione dei cittadini che ieri sera si trovavano nella sala del centro sociale di Mogliano. Soddisfatto a metà, ero convinto di ottenere molto di più, comunque per la piazza sono d'accordo. Sicuramente sarà una cosa positiva. Ci sarebbero un po' di idee da sviluppare secondo me sul discorso del centro e la pedonalizzazione, però è un inizio.
La pedonalizzazione dell'intera area di Piazza Caduti è argomento che da anni viene discusso in Consiglio Comunale tra le amministrazioni che via via si sono succedute. I cittadini intervenuti all'incontro, molti di loro commercianti, hanno sommerso di domande i relatori, ma alla fine il progetto sembra mettere quasi tutti d'accordo. Per me chiudere la piazza è sbagliato, migliorarla sì, ma non chiuderla. Sono sicura che verrà fuori una piazza bellissima. Speriamo poi che continuino con gli eventi che hanno cominciato a essere portati avanti dal nostro assessore Giorgio Copparoni e che comunque hanno fatto riempire per bene la piazza. Speriamo che la piazza venga finalmente definita per bene e a modo, speriamo, solo speranza. Speriamo però che ci porti lavoro e la piazza deve essere funzionale, perché bella sì, ma deve essere funzionale. Dunque eventi, mercatini, negozi aperti, domeniche, nelle festività, deve essere viva. Una singolare colletta per restaurare una chiesetta storica che sta per crollare, quella organizzata dagli ex allievi del primo centro di formazione professionale nato alle porte di Treviso per dare un futuro a orfani e figli delle famiglie povere nei due dopoguerra. Bambini di ieri che chiedono anche un impegno al comune di Carbonera. Per chi passa lungo la strada che collega Breda a Vascone è solo una delle tante chiesette storiche che sta andando in rovina, ma che invece ora sta risorgendo grazie all'impegno di quelli che erano i bambini poveri dimenticati di ieri. È la storia della cappella di Villa Calegari che qui vediamo in una delle rarissime foto. Dietro a questa facciata c'è soprattutto una storia di riscatto sociale attraverso la formazione professionale di intere generazioni nate nelle povertà dei dopoguerra. E un po' come per Leonardo Del Vecchio, Martinita Milano, qui i padri giuseppini hanno dato a tanti giovani trevigiani un futuro, come ci racconta uno di quei bambini di allora. Quindi davano lavoro a ragazzi che non avevano niente, orfani di guerra, orfani della prima guerra. E in seguito è venuto Don Raffaele Crosato e ha portato avanti, quindi sviluppando le scuole professionali. Eccone alcuni ingitari di Puglia, giovani che grazie alla formazione hanno trovato subito un lavoro e una crescita sociale che li ha portati a storie di successo imprenditoriale in tutta Italia e all'estero, ma che non li ha fatto dimenticare da dove sono partiti. Ecco perché i bambini poveri di ieri oggi si sono impegnati a recuperare la loro chiesetta. Noi come ex allievi che ci troviamo ogni anno abbiamo avuto anche questa iniziativa di mettere a posto questa chiesetta perché nessuno la prende e sta crollando la chiesa. Loro si stanno tassando per una ristrutturazione decisamente onerosa, si ipotizza più di €500.000, che però potrebbe essere inutile se il comune di Carbonera non trova una soluzione per la viabilità. La chiesa è sottoposta da un po' di tempo a un traffico pesante che per raggiungere l'autostrada è stato deviato tutto di qua e quindi sono ogni volta che passa un camion, un tir eccetera, c'è una vibrazione della chiesetta che subisce ovviamente delle ulteriori danni e quindi stiamo proprio tentando di fare questa operazione. Adesso andiamo nel Bellunese. E partiamo dalla cronaca con il tragico schianto all'alba di oggi nella galleria Pedesalto fra Fonzaso e Lamon lungo la statale 50 del Grappa e Passo Rolle. Un settantenne di Fonzaso è morto nello schianto fra due autovetture, un'altra persona è rimasta ferita. Viaggiava in direzione Lamon con i suoi due cani, Silvano Maccagnan, il 71enne di Fonzaso che stamattina poco prima delle 7 ha perso la vita nello scontro frontale accaduto all'interno della galleria di Pedesalto fra Fonzaso e Lamon. Uno scontro violentissimo forse per una invasione di corsia le cui cause sono al vaglio dei carabinieri di Arsier. Silvano Maccagnan era alla guida della sua Ford Focus che è andata a impattare contro la Nissan Qashqai condotta da un giovane di Sovramonte rimasto ferito fortunatamente in modo non grave trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Feltre. La chiamata al 118 ha fatto convergere in zona ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri. Dopo aver estratto il 71enne dalle lamiere dell'auto, i sanitari del SUEM hanno tentato inutilmente di rianimare l'uomo per il quale non c'è stato nulla da fare. La statale 50 del Grappa e Passo Rolle è stata chiusa al traffico con deviazioni sulla provinciale di Crocedaune e riaperta solo dopo le 9:30 per consentire la rimozione dei mezzi e i rilievi di legge. I vigili del fuoco hanno recuperato i due cani che viaggiavano assieme alla vittima. Incolumi, gli animali sono stati trasferiti al comando di Feltre per essere restituiti ai familiari del 71enne.
La notizia della morte di Silvano Maccagnan si è diffusa rapidamente a Fonzaso. L'uomo era in pensione da qualche anno dopo aver trascorso la sua vita professionale come dipendente comunale e dal municipio il sindaco Cristian Pasa ha inviato un messaggio di cordoglio alla famiglia di Maccagnan a nome dei dipendenti e dell'intera amministrazione comunale. Passo avanti fondamentale per la rapida realizzazione del nuovo sliding center di Cortina d'Ampezzo. Oggi nella sala consigliare del municipio si è svolta la conferenza dei servizi per l'esame del progetto che prevede la riqualificazione della pista Eugenio Monti. Alla riunione, presieduta dal commissario del governo Luigi Valerio Sant'Andrea, hanno partecipato i rappresentanti dell'amministrazione e degli enti interessati alla realizzazione dell'opera, che avranno tempo fino al prossimo 27 di gennaio per formalizzare i pareri di rispettiva competenza. Solo a quel punto il commissario potrà decretare l'avvio dei lavori che dovranno essere appaltati entro la prossima estate. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Cortina, Gianluca Lorenzi, che dice che con il nuovo sliding center Cortina tornerà ad essere la capitale europea del bob. Un piano di investimenti che supera i 45 milioni di euro, svolta epocale per BIM GSP, oggi leader a livello nazionale per progetti riconosciuti e finanziabili con i fondi PNRR. Entro il 2026 interventi per la riduzione delle perdite degli acquedotti, l'adeguamento del sistema fognario depurativo di Belluno e la realizzazione di un hub per il trattamento dei fanghi. Dopo un'estate in cui siamo stati attaccati continuamente per essere ai vertici nelle perdite, oggi siamo riusciti a presentare un progetto credibile. Dalle stalle alle stelle, il primato negativo di provincia, che a livello nazionale è quella dove si registra il 70% delle perdite nelle reti acquedottistiche, sarà presto un ricordo. Dopo l'esperienza negativa causata anche dalla siccità della scorsa estate, BIM GSP si è messa al lavoro ed è stata premiata. Abbiamo realizzato un progetto che ha superato realtà molto più grandi, più strutturate anche, no? Con una popolazione molto più grande, con molti più ingegneri, quindi devo dire che la squadra e gli ingegneri che hanno lavorato a questo progetto sono stati bravissimi. Belluno prima in graduatoria nazionale con un progetto finanziato con i fondi PNRR che sfiora i 30 milioni di euro, 25 dei quali solo per la riduzione del 35% delle perdite nelle reti idriche di distribuzione. Le opere saranno eseguite in Valbelluna e nei comuni di Cortina, Agordo e Pieve di Cadore. Ammessi in lista di riserva gli interventi per la realizzazione di un hub fanghi a Longarone per quasi 1,5 milioni di euro e l'adeguamento del sistema depurativo di Marisiga a Belluno per 4.450.000 euro. Tra i fondi PNRR e i fondi Ascotrade sono somme che ci permettono di fare investimenti senza che vengano gravati i cittadini, senza che vengano aumentate le tariffe per questi investimenti. Quest'anno l'aumento delle tariffe idriche si attesta sul 4%, più 14% l'incremento complessivo in bolletta considerato quello approvato nel 2020. È chiaro che più risorse esterne rispetto alla tariffa riusciamo a ottenere, meno facciamo pesare sui cittadini il costo di questa cosa. E c'è un doppio appuntamento, oggi c'è stato un doppio appuntamento, o meglio un doppio appuntamento oggi ma anche domani per i 61 sindaci della provincia di Belluno convocati dal prefetto per esaminare la mappatura delle aree a rischio idrogeologico del territorio. L'iniziativa rientra nella lista di adempimenti richiesti dal governo dopo i drammatici fatti accaduti a Casamicciola nell'isola di Ischia. Gli incontri organizzati nella sede del comando provinciale dei Vigili del Fuoco sono volti a individuare le aree maggiormente pericolose della provincia di Belluno, ovvero quei luoghi dove insistono dissesti e frane che potrebbero coinvolgere centri abitati o infrastrutture primarie. Oggi il primo incontro, domani il secondo per i 61 primi cittadini del Bellunese. A proposito dei primi cittadini, e parliamo di politica perché parliamo dei congressi della Lega, anche quello in arrivo della provincia di Belluno. Andrea De Bernardin ha rotto gli indugi e stamattina ha ufficializzato la sua candidatura a segretario provinciale della Liga Veneta a Belluno. Sindaco di Roccapietro e segretario della sezione dell'Alto Agordino dal 2021, De Bernardin ha rappresentato per 3 anni la provincia di Belluno nel direttivo regionale del Carroccio. Il nome di De Bernardin si aggiunge a quello di Luciano Dapian, ex capogruppo in Consiglio Comunale. Il congresso, quindi la sfida tra De Bernardin e Dapian,
si svolgerà il prossimo 22 gennaio al Giovanni XXIII di Belluno. In quell'occasione saranno eletti il segretario e i componenti del nuovo direttivo provinciale. Quindi ancora un po' la rincorsa della Lega nei varie province per avere i segretari provinciali dopo gli anni di commissariamento e le polemiche che ne sono poi al meteo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Giunge aria più fredda in quota portando nuova instabilità e determinando un sensibile calo termico sul nostro territorio. Il dettaglio di giovedì 19 gennaio. Sul Veneto tempo in peggioramento con cielo coperto e precipitazioni diffuse, localmente anche moderate. Non si esclude qualche fiocco di neve fin verso le zone di pianura misto a pioggia. Permane un marcato pericolo di valanghe sulle Dolomiti. Temperature in calo, minime tra lo 0 e i 2 gradi, massime invece comprese tra 3 e 4 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo nuvoloso con precipitazioni sparse e moderate. Su pianura e costa potranno verificarsi deboli nevicate. Sostenuti i venti di Bora. Temperature minime tra 1 e 3 gradi, massime sui 4-7 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità, anche in questo caso precipitazioni diffuse con nevicate a quote molto basse. Temperature minime tra -1 e 0 gradi, massime sui 4-5 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.